Buongiorno a tutti, tanti temi che abbiamo affrontato nel corso della settimana a Strasburgo. Ovviamente in primo piano sempre la pandemia, con una preoccupante escalation dei contagiati. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, l'ha definita la pandemia dei non vaccinati. Purtroppo, infatti, le esitazioni e la disinformazione sul tema stanno facendo danni importanti. Per l'irresponsabilità di una minoranza rumorosa, la maggioranza responsabile rischia di non vedere la luce in fondo al tunnel. Dobbiamo quindi estendere l'uso del Green Pass a più attività possibili e prevedere l'obbligo vaccinale per alcune categorie, medici, infermieri, insegnanti, addetti ai servizi pubblici. Insomma, dobbiamo proteggere noi stessi e il prossimo. E il vaccino è lo strumento più potente che abbiamo. Quindi bisogna accelerare nella somministrazione della terza dose, proprio perché la variante Delta, pensate, ha una potenza di contagio elevatissima, in 15 secondi è in grado di infettare dalle 7 alle 9 persone. Restando sul tema salute, questa settimana è stata approvata dal Parlamento europeo la strategia farmaceutica, un report sul quale ho lavorato in rappresentanza del gruppo dei socialisti e democratici. Con questo testo siamo riusciti a rimettere al centro della strategia europea le esigenze del paziente. Abbiamo inoltre sottolineato l'importanza di sostenere la ricerca su farmaci per le malattie rare e la necessità di garantire un prezzo del farmaco accessibile a tutti. Infine i diritti. Abbiamo parlato ovviamente della tragedia in corso ai confini tra Bielorussia e Polonia. Le immagini e le testimonianze che ci arrivano da quella terra sono agghiaccianti per la violenza e la sofferenza inflitte a persone innocenti, ma allo stesso tempo sono vergognose per la palese incapacità dell'Unione Europea nel gestire e governare le migrazioni. Di Bielorussia abbiamo parlato anche con Svetlana Tsikhanouskaya, leader dell'opposizione democratica in Bielorussia, già insignita del premio Sakharov 2020, oggi a Strasburgo, su invito del nostro presidente David Sassoli. Questa donna è un simbolo della lotta per la democrazia, le libertà ed è una voce per i prigionieri politici. Sono circa 900 quelli attualmente detenuti ingiustamente dal regime di Lukashenko. A più di un anno dalle elezioni di cui l'Unione Europea non ha riconosciuto il risultato, la Bielorussia continua a violare i diritti dei suoi cittadini, a silenziare la società civile, ad usare la repressione come arma quotidiana. Il regime non ha esitato ad utilizzare uomini, donne e bambini bisognosi di protezione, mettendo le loro vite in pericolo senza alcun rispetto per i diritti umani fondamentali, al sol fine di destabilizzare l'Unione Europea. Lo ribadiamo anche oggi, i valori dell'Unione non sono in vendita. Questo Parlamento chiede anche alle altre istituzioni di essere all'altezza della difesa dei diritti fondamentali. Così oggi in aula il Presidente David Sassoli. Da Strasburgo è tutto, un caro saluto.